Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio. Matteo, come ti senti? Riassorbita la figuraccia, inutile definirla in un modo diverso, di domenica contro il Lumezzane? Beh, sicuramente la partita, il dopo partita e tutte le conseguenze ci portano a una settimana comunque non facile, che dobbiamo lavorare al 100%, tutta la squadra, aiutarci tra compagni, ogni giorno allenamento, dare il massimo per arrivare a sabato e fare 3 punti obbligatori che servono a tutti noi e alla piazza di Lecco per trovare la serenità e la vittoria che manca da un po' di tempo. Domenica vi siete riuniti a lungo negli spogliatoi prima di andare di fronte ai tifosi, comunque una presa di coscienza del momento che state vivendo. Pensate di aver trovato la strada per uscire da questa situazione? Beh, sicuramente il chiudersi negli spogliatoi e farsi un esame di coscienza collettivo e singolo, comunque ognuno per i propri cavoli propri, ha aiutato se stessi e la squadra e diciamo che aiuterà sicuramente sabato ognuno a prendersi una responsabilità e a dare qualcosa in più per ritrovare la vittoria, diciamo. L'infortunio di Moleri ti mette probabilmente davanti a un'ulteriore presa di responsabilità personale. Sì, sicuramente sarò magari schierato nei primi 11 o saranno scelte del mister. Il mio obiettivo comunque tutte le volte che vengo chiamato in causa è dare il 100% per la squadra e per tutti i miei compagni. Grazie Matteo, buon lavoro. Grazie a te. Fabio, ricominciare ancora una volta, anzi avete ricominciato ieri, quindi oggi è il secondo giorno di allenamenti che vi condurrà verso un'altra partita sabato in un ambiente che vive di apparente calma fino a questo momento. Ma venire a giocare a Lecco si sa che è una piazza calda che vuole sempre vincere. Noi ne eravamo consapevoli prima e ne siamo consapevoli ora. Stiamo attraversando un periodo delicato e chiediamo ai tifosi di starci vicino e noi siamo sicuri che ne usciremo fuori. Ti abbiamo visto andare per primo dai tifosi domenica, cosa vi hanno detto, cosa vi hanno chiesto? No, beh, domenica dopo la partita è normale, era uno dei più grandi in campo e i tifosi erano in tanti ed era giusto andarli a salutare. Erano un po' arrabbiati, quindi ci hanno allontanati e poi abbiamo parlato sotto vicino al pullman. Ci hanno chiesto, è normale, massimo impegno e di tirarci fuori da questa situazione. Come pensate di uscire da questa situazione voi? Io non ho altre soluzioni che il lavoro, impegno come stiamo facendo e massima fiducia in quello che facciamo e nel nostro allenatore. Forse un po' di ignoranza, tra virgolette, quindi pensare meno ai problemi. Ti ripeto, quando giochi a calcio magari le situazioni così ci stanno, quindi dobbiamo cercare di uscirne fuori anche da questa situazione e non pensare a niente. In ultimo, come avete assunto la decisione di allenarvi anche 2 volte ieri? Ma non è un problema, il nostro presidente ci ha chiesto di fare il doppio allenamento ieri e noi senza problemi ci siamo allenati. Siamo in Serie D ma è come se fossimo dei professionisti. Grazie Fabio, buon lavoro. Grazie a te, grazie. Music, news, sport. Every day for you on the web. LecoChannel.it, the Blue Light Blue Radio.